Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di giovani, sesso e disinformazione. Hanno tra i 13 e i 17 anni, vivono in un mondo connesso, informato, ipersessualizzato. Eppure quando si parla di sesso la disinformazione galoppa. Mentre in Italia l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole è concessa solo a partire dal liceo, dalle superiori e non alle medie, i dati dicono che l'età del primo rapporto sessuale diminuisce e crescono le malattie sessualmente trasmissibili, non solo HIV ma anche sifilide, gonorrea, clamidia, papillomavirus, infezioni che pensavamo appartenere al passato eppure bussano alla porta delle nuove generazioni. E proprio per ai ragazzi è rivolta la campagna vaccinale anti-HPV dell'ASP di Catania, di cui parlerò oggi in compagnia del dottore Gabriele Giorgiani in studio con me. Buon pomeriggio dottore, che coordina le attività vaccinali metropolitane e provinciali dell'ASP, appunto, e in collegamento invece c'è il dottore Federico Nicolosi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Urologo e andrologo, direttore dell'UOS Urologia dell'ospedale di Taormina, con il quale invece ci concentreremo per cercare di capire perché oggi in Sicilia il fenomeno, oltre ad essere sempre più diffuso anche tra i giovani e giovanissimi, è reso in qualche modo anche più complesso a causa di una cultura che invece di evolversi in qualche modo fa dei passi indietro, ma ci dirà tutto il dottore Nicolosi. Partiamo dal dottore Giorgiani, allora, con la campagna della contro l'HPV che è partita nelle scuole catanesi, alle medie, al liceo, ma anche, quindi alle superiori, ma anche all'università. Perché è importante? Allora, è importante perché la vaccinazione antipapillomavirus è una vaccinazione cardine del nostro calendario regionale di immunizzazione, perché è una vaccinazione che protegge dal cancro della sfera genitale sia maschile che femminile e dai tumori testacollo. Per cui appunto, come dicevo prima, è una vaccinazione cardine. Noi abbiamo avviato tutta una serie di attività nell'ambito anche delle giornate di prevenzione, che sono delle attività che il Dipartimento di Prevenzione ha avviato in questi mesi, e stiamo avviando con un'equipe vaccinale, diciamo, di prossimità le vaccinazioni intrascolastiche sia appunto nelle scuole, cosiddette scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, che negli istituti superiori. E inoltre, nell'ambito di un accordo quadro che abbiamo fatto con l'università, abbiamo anche fatto 2 edizioni di Open Day riservati come appunto alla locandina, riservati agli studenti universitari, quindi di recupero di questa vaccinazione all'università. Abbiamo avuto un ottimo riscontro perché abbiamo vaccinato 116 studenti, la volta prima ne avevamo vaccinati circa una 60, quindi sono tutte delle attività che noi stiamo svolgendo proprio per diciamo, aumentare le nostre coperture vaccinali. Ma i ragazzi e i genitori sono informati in merito a questa malattia? Diciamo, allora, abbiamo purtroppo l'adolescente è anche sta nel limbo, diciamo, non è di competenza del pediatra e del medico di base, però poi sostanzialmente è un soggetto sano, quindi diciamo, poco si rivolge a entrambe le figure. L'informazione è fondamentale. L'informazione è fondamentale anche rivolta alle famiglie. Assolutamente sì, perché anzi noi seguiamo, soprattutto per gli incontri di questi protocolli che noi attiviamo con le scuole, facciamo anche un incontro informativo sia ai ragazzi, ovviamente standardizzato a quello che è l'età dei ragazzi, sia con le famiglie. Adesso questo lo vediamo nel dettaglio più avanti, perché da 11 a 14 anni inclusi 2 dosi e 6 mesi a 6 mesi di distanza, dai 15 e oltre 3 dosi da 0, 2 e 6 mesi rispettivamente, quindi a distanza di 2 mesi e poi di altri 2. Dottore Nicolosi, stiamo parlando di sesso, di salute, ma in qualche modo anche di educazione, di comunicazione e responsabilità che hanno i genitori rispetto ai propri figli, e stiamo parlando anche dei giovani, perché poi vengono da lei sia magari per problemi loro, ma anche per problemi legati ai ragazzini. Assolutamente sì,
Il problema della precocità del primo rapporto sessuale è un problema essenzialmente che sta a una base di un'educazione che parte dalla famiglia. La famiglia ha un ruolo assolutamente importantissimo, perché è vero che la scuola entra come supporto nell'educazione fondamentale dei nostri figli, ma è altrettanto vero che la prima educazione il bambino o la bambina la riceve a casa. Quello che oggi vediamo è questa forza forse assurda nel voler acconsentire e permettere tutte le richieste dei figli, e questo chiaramente non è corretto. A me arrivano in studio dei paradossi, racconto sempre come una delle visite più, tra virgolette, drammatiche che ho ricevuto, di un genitore che accompagnava in studio da me il figlio di 12 anni, perché aveva avuto delle defiance nell'avere rapporti con una bambina, perché la definisco così, di 10 anni. Io chiaramente in preda a una crisi mista tra panico e pelle d'oca per il fatto che assolutamente si commenta da solo, mi rivolgo al padre dicendo: in questo caso il problema non è della defiance di suo figlio di 12 anni, ma è un problema di educazione familiare, un problema che sottolinea una grave criticità nel rapporto che avete in famiglia, per cui io non Dottore, vi posso aiutare come andrologo né come urologo. Mi scusi dottore, la interrompo perché forse ho capito male. Cioè, stiamo parlando di un padre che è venuto da lei in studio perché pensava che il figlio, 12 anni, avesse dei problemi in termini appunto di disfunzione erettile, sì, nell'approcciarsi alla con sua la fidanzata di 10 fidanzatina. anni. Cioè, stiamo parlando di un ragazzino di una 12. cosa assolutamente drammatica. E quindi i dati. Tra l'altro Sì, prego. La cosa più grave secondo me è che il livello socioculturale del padre non era un livello socioculturale come magari ci si aspettava di livello basso, era una persona tutto sommato di un livello socioculturale medio, il che fa trapelare un disagio che avvertiamo come società, perché dare per scontato che determinate cose siano assolutamente rientranti nella sfera della normalità è chiaramente una cosa che non va bene. Ecco, da qui scaturisce tutto questo incremento delle patologie sessualmente trasmesse. Se vediamo i dati riportati dalla letteratura, abbiamo praticamente un'incidenza della gonorrea negli ultimissimi anni del 50%, l'HIV in Sicilia è aumentata negli ultimi anni del circa 12-14% anno, cioè sono dati molto importanti. La sifilide negli ultimi anni del 20%, così come la clamidia. Quindi tutte quelle che sono le patologie sessualmente trasmesse, se da un lato hanno una prevalenza sul sesso maschile, è altrettanto vero che comunque hanno un incremento più che esponenziale. E questo naturalmente la famiglia deve fare supporto alla scuola, che è il secondo step, informare in qualche modo, nel modo più delicato possibile, perché mi rendo conto che anche affrontare determinati argomenti in un contesto in cui quelli che io continuo a chiamare bambini, perché 10-12 anni sono bambini a tutti gli effetti, affrontare con loro questi argomenti sono un po' delle situazioni molto delicate. Però è giusto che anche sotto forma di gioco, di cartone animato si prospettino queste situazioni, e in qualche modo che sia la famiglia a suggerire un approccio di tipo differente, perché no, se vogliamo anche cattolico, all'approccio col stesso opposto. Diciamo, assolutamente, cioè non è configurabile un rapporto a 12 anni come un rapporto assolutamente normale. No, direi di no, dottore Giorgianni. Ecco, questo era l'osservatorio del dottore Nicolosi, in questo momento collegato da Taormina. Qual è il vostro osservatorio? No, noi al servizio di epidemiologia raccogliamo anche le segnalazioni da parte dei medici segnalatori. Per esempio per la sifilide noi abbiamo avuto più di 200 casi registrati, e considerate che questo è il sommerso, perché purtroppo la cultura anche della segnalazione è ancora da migliorare. Ecco, ma cosa significa a casa, chi ci sta seguendo dice, che significa 200 casi di sifilide? Sicuramente senza entrare nel dettaglio della specifica. no, certo, nel senso perché?
Perché è ovvio che c'è un aumento appunto di questi casi segnalati derivante da tutta una serie di problematiche che già il dottore Nicolosi ha esposto, e sicuramente incide molto anche, ritengo, il fattore educativo da questo punto di vista. Chi è della generazione magari come me degli anni '80 ricorda anche che c'erano delle campagne pubblicitarie anche sull'utilizzo per esempio del preservativo, o comunque c'erano delle attenzioni particolari, erano legate sostanzialmente al discorso dell'HIV, che era appunto il male di quel periodo del secolo, e quindi giustamente oggi magari c'è anche un po' meno scarsa, se non nulla, prevenzione. Sì, assolutamente. Anche igiene. Sì, sicuramente Promiscuità sessuale. la promiscuità sessuale è un altro fattore sicuramente importante nell'ottica della diffusione appunto di queste patologie, per cui anche come l'età. Ma questa promiscuità sessuale che ci si aspetta tra gli adulti magari, no? Perché come dicevamo anche prima off records, aumentano le separazioni, c'è più libertà, c'è anche pipiù promiscuità sessuale, ma avviene anche tra i giovani, tra i giovanissimi, e lo chiedo a tutte e due. Ma nelle nostre notifiche sì, c'è un range di età molto variabile, quindi abbiamo sia casi di ragazzi molto giovani, sia di persone adulte, quindi c'è un range molto ampio da questo punto di vista per quanto riguarda l'età di segnalazioni. Dottore Nicolosi, lei invece... Assolutamente d'accordo, sovrapponibile il dato, ma soprattutto questo in qualche modo si riflette negativamente sulla crescita dell'aspetto psicologico della sessualità. Non di rado vengono in studio da me dei pazienti che magari giovani come età, quindi a volte anche under 18, che manifestano problematiche di disfunzione erettile di natura psicogena, perché magari si approcciano per le prime volte con partner che invece hanno delle esperienze molto più avanti, diciamo così, e che creano loro un pressing psicologico. Chiaramente proprio per una immaturità gestionale da un punto di vista psicogeno, questi giovani pazienti magari si creano quella che viene definita ansia da prestazione, e paradossalmente, pur essendo pazienti giovani, pur non avendo alcuna patologia organica o diagnosticata, soffrono di disfunzione erettile per l'appunto su base assolutamente psicogena. E questo è sicuramente un'ulteriore manifestazione di questo disagio che sta vivendo in questo momento la parte della sfera sessuale, vissuta proprio quasi come una scommessa più che come un senso di unione tra marito e moglie o tra una coppia stabile. E questo è colpa anche dei social, non per essere retorici, però sicuramente forniscono un quadro di esempi che poi non corrisponde alla realtà, perché quello che i ragazzi vedono sui social, che può essere YouTube, YouPorn, i vari You del caso, è una finzione in realtà, cioè non corrisponde alla realtà, è comunque un film. Sì, no, senza dubbio, assolutamente anche il discorso dei social è molto vario, ecco, perché noi per quanto riguarda le vaccinazioni subiamo molto l'influenza dei social, delle fake news che circolano sui social. Quali sono le fake news, visto che le ha tirate in ballo, legate alla vaccinazione o all'HPV, visto che stiamo parlando di questo? Ma guardate, la vaccinazione antipapillomavirus è una delle più sicure che ci sono, perché è una vaccinazione, noi a Catania vacciniamo già dal 2008. In altre parti del mondo si vaccina anche da molto prima, e lì dove la vaccinazione è stata implementata da parecchio tempo, i casi di cancro per esempio alla cervice uterina sono nettamente diminuiti. Parliamo soprattutto dell'Australia, dei paesi scandinavi, ci sono diversi studi scientifici che ci dimostrano come l'impatto di questa vaccinazione sull'incidenza di tumori della sfera sessuale è veramente importante. In termini di sicurezza non ci sono appunto delle particolari problematiche, se non dolore sul sito di iniezione, quindi quando facciamo la puntura ci può essere nelle 24 fake news invece legate? Sulle fake news si parla sui vaccini in generale, sulle vaccinazioni pediatriche, l'autismo e di quant'altro, assolutamente quelle fake news. generiche, di queste invece dello sviluppo di malattie autoimmuni, di tutta una serie di patologie che possono concorrere poi a seguito della vaccinazione. È ovvio che
bisogna sempre distinguere la causa temporale dal nesso causale, quindi non ci sono appunto degli studi scientifici che ci dimostrano che questi vaccini siano pericolosi per la salute, anzi i vaccini sono tra i farmaci più sicuri, diciamo, tra quelli appunto in commercio, tra i farmaci in commercio. Dottore Nicolosi, e poi ci fermiamo per una pausa. Addirittura stanno uscendo dei lavori scientifici proprio recentemente che testimoniano proprio l'importanza di questa vaccinazione sia primaria che secondaria, quindi sia nel paziente mai esposto al virus dell'HPV, sia anche in quel paziente che per una partner positiva è stato accidentalmente esposto al virus. Si è visto che già a 2 anni i benefici di una vaccinazione sono assolutamente inconfutabili e si traducono in un'assenza del virus o comunque in un'assenza di una patologia correlata all'esposizione al virus, come possono essere le verruche, i condilomi, soprattutto per quei ceppi ad alto rischio per cui vengono e sono stati creati questi vaccini. Quindi noi come specialisti del settore li raccomandiamo assolutamente. Non c'è notizia che ci siano degli eventi avversi se non quelli correlati alla somministrazione di qualunque altro farmaco, quindi fenomeni allergici, insomma eventi avversi assolutamente controllabili, in qualche modo curabili senza lasciare postumi. Allora, ci fermiamo per una breve pausa, ma ritorniamo tra poco sempre in diretta su Telecolor. Ritorniamo in studio, stiamo parlando di malattie sessualmente trasmissibili perché c'è l'allarme degli esperti per l'aumento delle malattie sessualmente trasmissibili anche e soprattutto tra i giovani e i giovanissimi. C'è l'allarme, ma ci sono anche i rimedi come le vaccinazioni. L'ASP di Catania in questo momento è in giro con un camper, chiamiamolo così, simbolico, per le vaccinazioni nelle scuole, nei licei, quindi alle superiori, quindi dalle medie, superiori e università, e sono in compagnia del dottore Gabriele Giorgiani che ci sta raccontando appunto come procede questa campagna. Avete incominciato come prima scuola, prima tappa, all'Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci di Catania, dove sono stati vaccinati 53 ragazzi e ragazze. Sì, è stata un'esperienza molto positiva che abbiamo già fatto negli anni precedenti. Noi abbiamo chiamato questo progetto Back to School perché noi in effetti vaccinavamo nelle scuole. Questa è una vaccinazione che è stata duramente colpita dalla pandemia, nel senso che durante gli anni della pandemia questa vaccinazione ha avuto un ribasso per quanto riguarda le coperture vaccinali, quindi stiamo cercando di recuperare, perché anche a livello nazionale purtroppo la Sicilia è tra i fanalini di coda, abbiamo un differenziale di circa 20 punti percentuali rispetto al dato medio nazionale, e per cui stiamo mettendo in campo tutta una serie di iniziative. Questo è dovuto a una questione culturale? È sicuramente legato a una questione culturale, perché si riflette anche su altre vaccinazioni, sulle vaccinazioni pediatriche, quindi dei primi anni di vita in particolare. E quindi stiamo cercando di mettere in campo, dicevo, una serie di iniziative per aumentare queste coperture, sia sul discorso della prossimità, sia sul discorso dell'informazione, sia sul discorso della formazione anche, e di tutta una serie anche di tavoli operativi, di canali operativi anche con i medici specialisti, perché questa, come diceva giustamente il dottore Nicolossi, è anche una vaccinazione proposta per esempio alle donne che hanno già lesioni. Tornando al discorso delle scuole, noi abbiamo cominciato con l'Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci, altre scuole sono in programma, sia medie che superiori, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e contiamo appunto di coinvolgere il maggior numero di studenti e di famiglie, anche perché poi è un discorso di sensibilizzazione. A scuola ci vuole comunque il consenso del genitore. Assolutamente sì, cioè un consenso ovviamente firmato dai genitori. Noi facciamo comunque un'anamnesi attenta e accurata prevaccinale, e siamo poi ovviamente in grado di gestire delle eventuali problematiche che si possono venire a creare. Ma ripeto, le vaccinazioni sono per fortuna appunto tra i farmaci più sicuri da questo punto di vista, quindi noi possiamo anche andare a vaccinare, ed è una pratica che si fa in molte parti d'Italia, di andare appunto a vaccinare nelle scuole.
porta a porta. Esatto. Arriva nel frattempo una domanda, quindi la rivolgo magari a entrambi i dottori. Evidentemente una ragazza giovane o un ragazzo che scrive da casa chiedono se non si ha un rapporto sessuale completo, ma ci si limita, diciamo, ad altro, si può prendere lo stesso una malattia sessualmente trasmissibile, dottore Nicolosi? Assolutamente sì, qualunque forma di contatto, forse anche pelle contro pelle di una qualunque superficie del corpo affetta da una patologia, fosse anche di tipo dermatologico, su un'altra superficie sana, espone comunque la seconda persona a una infezione. Quindi a maggior ragione se c'è un contatto tra le mucose, che siano dell'orofaringe, della cavità orale o della zona genitale, le mucose hanno un ambiente più favorevole all'instaurarsi di un'infezione, e quindi anche se non si consuma un rapporto di tipo completo, il rischio di trasmettere o di ricevere una patologia è sicuramente presente. A tal proposito vorrei aggiungere, e mi confermerà il dottore Giorgianni, che lì dove il partner si accorge di aver avuto un rapporto con una persona che è affetta da HPV e quindi diventa un paziente a rischio di malattie sessualmente trasmesse, quel paziente può beneficiare anche al di fuori dell'età prevista dalla normativa vigente di una vaccinazione assolutamente gratuita. Basta la richiesta dello specialista o credo anche del medico di base che certifica che quel determinato soggetto è stato esposto o è a rischio di malattie sessualmente trasmesse. Il vaccino non lo paga e viene somministrato in modo, ripeto, assolutamente gratuito. Questo credo che sia una grande cosa per il paziente. Grazie dottore Di Nicolosi, mi ha anticipato appunto la domanda che avrei fatto al dottore Giorgianni, perché quello che state facendo in giro per le scuole e le università, la vaccinazione dagli 11 anni è gratuita, ma non per tutti appunto è gratuita. Ci dice da che età a che età è gratuita e come, lo ha anticipato il dottore Nicolosi, eventualmente ci si può vaccinare a pagamento. Allora, teniamo presente che questa è una vaccinazione che funziona meglio, e per questo si fa all'età di 11 anni, prima dell'inizio dei rapporti sessuali, quindi per questo il target, anzi in alcuni paesi europei addirittura anche a 9 anni si comincia a fare. L'offerta è gratuita perché un vaccino comunque costa, viene offerto appunto dal Servizio Sanitario Nazionale, e è offerto gratuitamente alle donne nate dal 96 in giù, quindi 96, 97 eccetera, perché la prima campagna fu proprio nel 2008 nelle dodicenni di allora, e quindi si mantiene il diritto alla vaccinazione, nei maschi dal 2003 in giù, quindi 2003, 2004 eccetera. Se si è superiori, diciamo, a questa fascia di età, la vaccinazione può essere gratuita grazie a quello che è cosiddetto articolo 3 del nostro calendario di immunizzazione regionale, cioè laddove ci sia una patologia o comunque un rischio certificato o dal medico di base o dal pediatra di libera scelta o da uno specialista all'interno del sistema sanitario nazionale, c'è la gratuità della prestazione. Viceversa, se non si rientra in categorie appunto di rischio, quindi ad esempio soggetti immunodepressi, soggetti HIV o altre forme di rischio appunto attestate dal medico di base, dallo specialista, dal pediatra, c'è anche la possibilità di effettuare la vaccinazione con il copayment, cioè acquistare il vaccino al prezzo a cui viene acquistato dall'ASP. Che comunque ha un costo. Ha un costo, assolutamente, sì. Credo intorno alle 70 euro. Intorno ai 70 euro, sì, a dose. Ricordiamo che sotto i 15 anni si fanno 2 dosi, attualmente il calendario prevede 2 dosi a tempo 0 e dopo 6 mesi, almeno 6 mesi la seconda dose, dopo i 15 anni va a 3 dosi, quindi 0, 2, 6 mesi. Questo è il range di somministrazione. Siamo in chiusura, speriamo di essere stati, diciamo, utili anche a chi ci segue da casa per capire innanzitutto che la prevenzione è importantissima, la campagna vaccinale va seguita e va anche, diciamo, aderita in qualche modo da parte dei ragazzi, dei giovani, ma non solo, perché evidentemente ha un senso, ha un motivo, ha una importanza fondamentale per la società, perché dottore Nicolosi, le malattie sessualmente trasmissibili non sono solo sicuramente fastidiose, ma non sono solo dei problemi degli altri, di chi ce l'ha, diventano anche un problema sociale.
Assolutamente sì, perché nelle forme più gravi possono essere determinanti nella eziopatologia di patologie più importanti come i tumori sia della sfera sessuale femminile sia della sfera sessuale maschile. Esistono infatti tanti programmi di screening. Per la parte andrologica noi ci occupiamo ovviamente di fare la peniscopia, che è un esame abbastanza semplice che consiste nel visualizzare delle lesioni che possono essere all'inizio anche solo di natura benigna, quindi essere trattate, ma che possono comunque degenerare nei tumori del pene o in alcune forme di tumore delle basse vie urinarie. Nella donna c'è il PAP test, l'HPV test, ci sono tutta una serie di programmi di screening previsti proprio per diagnosticare precocemente il tumore della linea sessuale femminile, anche perché è un tumore che in genere quando si verifica a seguito di un'infezione da HPV può verificarsi in un arco temporale abbastanza lungo, quindi è veramente un peccato per una donna non esporsi a dei programmi di screening previsti. È importante controllarsi sia l'uomo che la donna, soprattutto quando si ha conoscenza di un partner che è positivo a un'infezione HPV. Quindi i programmi di screening ci sono sia sul pubblico sia sul privato, e quello che raccomandiamo noi è assolutamente beneficiare di questi programmi, farsi controllare almeno una volta l'anno. Grazie dottore Nicolosi, è stato preciso, chiaro e anche telegrafico. Torniamo dal dottore Giorgianni, ma siamo in chiusura, dal suo osservatorio, da quello che vedete in questi giorni, girando anche le scuole. Quali sono le domande che vi rivolgono di più i ragazzi, i giovani, legati appunto al sesso, alle malattie sessualmente trasmissibili? Perché poi magari arrivano i dottori medici dell'ASP, magari i ragazzi si prendono anche di coraggio, non essendo un professore che conoscono, con il quale magari potrebbero avere del pudore a fare certe domande. No, devo dire che sono incontri molto partecipati, quindi sono tante domande da parte dei ragazzi e purtroppo noi ci focalizziamo ovviamente poi sulla vaccinazione dell'HPV, e devo dire che è un virus che è completamente sconosciuto da questo punto di vista, e ricordiamo che abbiamo una vaccinazione che ci salva dal cancro, e che può essere fatta, ripeto, sia nell'adolescente prima dell'inizio dei rapporti sessuali, ma anche eventualmente negli adulti. Per esempio nelle donne che hanno già delle lesioni precancerose può essere anche fatto la vaccinazione, che non ha scopo terapeutico ma ha scopo eventualmente preventivo. Però la curiosità è tanta da parte dei ragazzi, quindi cerchiamo non solamente anzi vi dico che molte domande ce le fanno poi alla fine della riunione, magari in disparte, e noi cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti, cerchiamo di colmare queste curiosità che possono avere i ragazzi. Poi ovviamente, dottore Nicolosi, si aprono anche altri scenari, no? In merito a quello che aveva detto prima, arrivano i complimenti da casa per lei e chiedono, non crede che sarebbe l'informazione più opportuna da dare ai propri figli, quella che i rapporti si hanno solo con un partner, come facevamo noi, solo il marito con la moglie, solo che il mondo ovviamente è vario e non sappiamo se quella moglie o quel marito effettivamente poi abbiano rapporti esclusivi. Ecco. Lo so, quello chiaramente è l'input che dobbiamo dare noi. Più allarghiamo la sfera del permissivismo, più perdiamo il confine della moralità, della legalità, e questo a 360 gradi rientra nella sicurezza. Nella sicurezza, sì, nella sfera educativa. Naturalmente in un mondo ideale la situazione di avere il primo rapporto con il proprio coniuge sarebbe soprattutto da genitore, quello che ciascuno di noi augura al proprio figlio o alla propria figlia. Però mi rendo conto che oggi la situazione è assolutamente più complessa, perché ci sono stimoli sempre più difficili da contenere. C'è un tipo di educazione che purtroppo magari i coetanei non ricevono allo stesso modo. Si è spostata di molto l'età a cui ci si sposa, e questo chiaramente non favorisce il nostro ideale. Però questo non significa che bisogna cedere a ogni tentazione, perché altrimenti, ripeto, il limite morale si sposta sempre più.
E la moda, come diceva credo Papa Benedetto XVI, non può essere l'unità di misura della morale. Grazie dottore Nicolosi, grazie dottore Giorgiani Grazie per a voi. essere stati con noi, grazie a voi che ci avete seguito da casa, speriamo come sempre di esservi stati utili. Se volete rivedere la puntata potete andare sul nostro sito Sicilia Web e noi torniamo come sempre domani alle 14:30 subito dopo il telegiornale di Telecolor. Grazie.